Non bastano due gol per vincere la partita o almeno pareggiarla sul campo del Bologna, perché ancora una volta le contraddizioni del Cagliari, le contraddizioni che sono nel percorso di questo Cagliari che deve crescere, finiscono per pesare particolarmente nel momento in cui si fa il conto finale. 2 gol realizzati ma 3 subiti, e quindi ancora una volta i pregi dell'attacco, la capacità di sfruttare appieno le occasioni che si presentano anche con giocate piacevoli, contro la fragilità della difesa. È chiaro che su questo bisogna lavorare. Quando Di Francesco parlava in settimana della capacità di difenderci alti, parlava anche della capacità con gli attaccanti di difenderci, cosa che magari quest'oggi è venuto meno. Il Cagliari per 2 volte si è trovato in vantaggio, prima sul gol di João Pedro al quarto d'ora, che poteva essere conservato fino all'intervallo se non ci fosse stata invece la giocata di Barro, anche se poi arrivata al termine di una lunga egemonia del Bologna, proprio di una fase di gioco in cui il centrocampo andava in sottonumero perché non c'erano tutti gli attaccanti ad aiutare in fase difensiva. Quest'oggi è mancato da questo punto di vista, oltre a Simeone che è la punta più avanzata nell'aiutare la squadra, è mancato lo stesso Sottil, si è visto poco Nandez nella prima parte del match, è emerso nuovamente nel corso della ripresa, e quando ci sono 2-3 giocatori che scompaiono nella fase difensiva diventa complicato poter recuperare il pallone a centrocampo per avere il pallino del gioco. Il pallino ceduto al Bologna nella prima parte del match, o meglio nella seconda parte del primo tempo del match, che ha portato poi al pareggio, al primo pareggio. Inizi il secondo tempo, trovi immediatamente il gol, ancora con una pregevole azione d'attacco, ancora con la dimostrazione che anche i nuovi arrivi in fase d'attacco sono veramente incisivi, lo abbiamo visto con il cross di Zappa a favore di Simeone, sempre a ispirare comunque João Pedro, che aveva già ispirato e realizzato il gol del primo vantaggio, ma anche stavolta poi la fragilità, invece che difendere a denti stretti il nuovo vantaggio che hai ottenuto, pochi minuti e concedi a Soriano lo spazio davanti alla difesa per poter andare tranquillamente al tiro. Anche in questo caso in sottonumero, ancora una volta con una squadra poco compatta dopo che il pallone è stato ribattuto sul rilancio di Godin. Una squadra che è rimasta larga anche dopo aver perso il pallone nello stacco aereo. Una squadra che non è stata capace anche in quella circostanza di sapersi aiutare, uno dei presupposti fondamentali. Un Cagliari che non si sa aiutare e che in questa incapacità di aiutarsi subisce anche il gol del 3-2. Dopo essere stata 2 volte in vantaggio va addirittura sotto, e quando va sotto cerca di capovolgere la situazione, mette dentro tutte le risorse, costruisce nuovamente il gioco, ma trova dall'altra parte una squadra che, a differenza di quello che aveva fatto il Cagliari, difende con 11 uomini. Tu vedi Palacio, vedi lo stesso Barro, vedi soprattutto Soriano andare in tutte le zone del campo e cercare il raddoppio di marcatura per evitare che l'1 contro 1 che il Cagliari ha pagato fatale nel momento in cui Barro è entrato in possesso di palla possa diventare fatale anche per i giocatori del Bologna. Difficilmente João Pedro, Simeone, gli stessi giocatori del Cagliari che si sono ritrovati a dover attaccare dopo aver subito il 3-2 hanno avuto l'opportunità di poterlo fare 1 contro 1. Sistematicamente c'è stato il raddoppio, perché a supporto di quelli che erano i difensori e i centrocampisti arrivavano anche i trequartisti e gli attaccanti, e sono i concetti che probabilmente Di Francesco tenterà di portare avanti, perché sono numeri che poi parlano chiaro. I 15 gol subiti dal Cagliari mettono la squadra rossoblù in una situazione migliore solamente rispetto al fanalino il Coda Crotone, che ne ha subito 2 di più di gol. I gol invece realizzati porrebbero il Cagliari tra le prime 6-7 del torneo, in una situazione quindi in cui il valore della squadra decisamente finisce per crescere. Ecco, riuscire a far quadrare questi 2 numeri, mettere insieme queste 2 caratteristiche per fare in modo che non ci siano le distanze che abbiamo visto anche quest'oggi tra la capacità di segnare e la capacità di difendere, sarà trovare la misura giusta per il Cagliari di questo torneo, perché altrimenti saremo sempre di fronte al pallottoliere nel cercare di contare i gol che fai, ma sapendo anche che puoi subire tantissime reti. Quest'oggi abbiamo visto ad esempio nuovamente Zappa molto bravo in fase offensiva, ma nel lato destro del Cagliari lui e Valukiewicz hanno patito particolarmente gli affondi del Bologna. Abbiamo visto in fase d'attacco la precisione di Simeone, abbiamo apprezzato l'ispirazione ancora di João Pedro, ma c'è tanto da fare, perché molti dei calciatori che il Cagliari ha a disposizione hanno da crescere, devono soprattutto diventare giocatori a disposizione di un progetto.
tentano di fare questo, lo stanno facendo con abnegazione e speriamo che riprendano a farlo già dal prossimo match. Un altro match difficile contro un'altra squadra ben organizzata, contro un'altra squadra che ti concede poco spazio, la Sampdoria. Una squadra che poi, quando ha la possibilità di attaccare, è una di quelle che sanno anche far male, potendo contare su un aspetto che il Cagliari non ha: il gol che fanno lo sanno anche difendere. Quindi andiamo avanti, abbiamo detto già prima, c'era bisogno di tempo per poter mettere assieme questo progetto, ci sono dei giocatori che certe fasi le devono del tutto imparare, proprio come non hanno mai fatto nella loro carriera, e quindi c'è bisogno anche di pazienza. Stavolta i gol realizzati non sono bastati, speriamo che possano bastare la volta prossima, perché abbiamo imparato qualcosa in più in fase difensiva.